dottor Gilona, oggi una targa qui in via Matteotti per ricordare i 100 anni dall'uccisione del grande Matteotti, e pomeriggio ci sarà anche il convegno. È una giornata importante, una giornata di memoria per ricordare il sacrificio di un martire che diede la vita per la libertà, la democrazia e la solidarietà, soprattutto in favore delle classi operaie, dei lavoratori e delle lavoratrici. Un uomo di scienza e anche un uomo di diritto che pagò purtroppo con la sua vita la sua battaglia contro il regime e contro la tirannia. Quindi noi siamo qui per ricordare quel sacrificio, che è un sacrificio per me giornaliero, nel senso che il ricordo deve appartenere agli uomini che credono nella libertà e soprattutto nell'armonia e nell'amore tra i popoli. Anche il Comune ha voluto essere presente con l'assessore Alfano a questo evento? Certamente, un evento importante, dimostrazione che alle volte si possono uccidere le persone, giammai gli ideali. Giacomo Matteotti è morto per un suo ideale di democrazia, e il mio contributo, la mia presenza qui penso che sia un atto dovuto e necessario, perché il Comune di Agrigento sarà sempre presente in tutte quelle iniziative che hanno ad oggetto il riconoscimento e il valore degli ideali e della democrazia. Giovanni Palillo qui alla commemorazione del Giacomo Matteotti, che fu un parlamentare socialista. Giacomo Matteotti è stato il vero eroe del 1900, combatté il fascismo con tutte le sue forze, riuscì a portare il Partito Socialista nel Polesine al 70%, fu ucciso vilmente dagli schierani di Mussolini, che poi si assunse la responsabilità della sua morte. Resta nella memoria di tutti i democratici e credo che sia quello che abbia segnato la storia dell'antifascismo più di tutti gli altri, e che abbia lasciato alle nuove generazioni la possibilità di combattere ogni tipo di dittatura. Presidente, oggi lei sarà tra i relatori che ricorderà nel convegno Giacomo Matteotti e parlerà di quel momento storico in cui la giustizia, ha avuto molti limiti. Sì, un momento della cerimonia di oggi pomeriggio è dedicato alla posizione della magistratura durante il regime fascista. Come è noto a tutti, il regime fascista intervenne sullo stato giuridico dei magistrati, relegandoli a semplici funzionari dello Stato e quindi sottoponendoli a tutte le norme, la normativa anche punitiva e anche di dispensa del servizio che riguardavano i pubblici funzionari. Alla magistratura furono solte alcune competenze, perché fu istituito il Tribunale Speciale che si interessava dei delitti politici, che decideva in unico grado, che poteva comminare anche la pena di morte. I magistrati furono promossi non più per meriti, ma per vocazione e per indicazione del Consiglio dei Ministri. In pratica i magistrati di razza ariana furono espulsi dall'ordine giudiziario, e i magistrati, i quali non erano consoni, non erano conformi alle direttive del partito, venivano anch'essi espulsi dall'ordine giudiziario. Fu imposto ai magistrati l'obbligo di iscriversi al Partito Nazionale Fascista e dichiarare di essere di razza ariana. Tutte queste norme rimasero in vigore fino alla liberazione dall'Italia, quindi alla costituzione dei governi repubblicani democratici. Perfetto, complimenti, complimenti.